God Save the Wine, la serata più rock qui alla Rock Café, ormai è un appuntamento tradizionale e giustamente io queste magliette le posso mettere solo stasera, lo faccio apposta, ce n'ho tante. Che avevo io. Ecco, no vabbè, il jeans fa sempre un certo effetto. Stasera abbiamo forse una delle distribuzioni di vino al contrario più classiche, più tradizionali che abbiamo in Italia, anche le più prestigiose, Sagna. Però Sagna stasera ha deciso di mettersi i panni rock. Massimo con questa maglietta non ce lo vedo, però i suoi vini potrebbero... Probabilmente magari Leonardo, il figlio di Massimo. Diciamo che Sagna, come ha detto Andrea, è la distribuzione classica. Dal 1928 distribuiscono i migliori marchi del mondo e in questo caso il nostro prodotto rock di stasera potrebbe essere Théophile, che è uno champagne rosé. Champagne rosé, sì, collegato alla famiglia, in questo caso Rousseau, quindi a Roederer, ed è una vecchia, diciamo, etichetta di champagne Théo ripresa dalla famiglia e modernizzata, diciamo, in questo caso. Trovo che sia molto croccante, molto fresco. Sì, perché poi il champagne rosé a volte si prendono anche troppo sul serio, invece questo effettivamente non ha la pesantezza, non è aggressivo, ma non è nemmeno sdolcinato, ecco, non è una ballad, è un pezzo anche abbastanza ritmato. È vero, è vero. È un classico taglio champagne, per cui 33 Chardonnay, 33 Pinot Nero e 33 Pinot Meunier, una permanenza sui lieviti abbastanza, diciamo, come dire, breve, 24 mesi, quindi minimi sindacali, diciamo. Però... Ecco, invece veniamo a qualcosa di più, Sagna è dal Piemonte, no? Quindi cosa abbiamo di rock in Piemonte? Di rock abbiamo questa azienda, è rock, diciamo, possiamo dire che è rock perché questa famiglia ha deciso di, molti anni fa, 60 anni fa, di investire a Neive, in questa azienda bellissima che è Castello di Neive, comprandosi anche il castello. Fantastico il posto, fantastica l'azienda, produttore tradizionalissimo, botti grandi, quindi anche lo stile di produzione è molto tradizionale, ma non c'è niente di rock, no, lo possiamo dire. No, in verità la Barbera è un... Tu sai che il ritmo, no? L'acidità e la freschezza è la batteria nei vini, sì. Quindi cioè, voglio dire, la Barbera è forse il vitigno piemontese più rock, assolutamente. più ancora del Nebbiolo. Assolutamente, assolutamente. In questo la produzione è allora assolutamente rock, perché lo stile è molto fresco, molto vibrante, molto croccante, sia nel barbaresco che non abbiamo qui stasera, ma che è un po' l'ossatura della produzione del Castello di Neive, sia nella Barbera e negli altri vini. Grazie Sagna, grazie dell'invito.